C'è l'intervento appunto degli ospiti austriaci, c'è Saluto Eros Cisilino, presidente dell'Arlef, che tra l'altro è protagonista con alcuni eventi proprio a Friuli Do. Sì, iniziamo stasera con un evento importante su Pasolini, Pasolini che racconta la sua terra in termini abbastanza maturi, quindi in un'età in cui aveva già maturato appunto tutta una serie di considerazioni molto interessanti che verranno messe in opera con il Teatro della Sete, proprio qui in Corte Morpurgo, a qualche passo da noi, e troveranno anche delle situazioni abbastanza interessanti accompagnate con musica e con disegni sul posto. Poi avremo nelle altre giornate Maman, che è il programma per bambini che viene sostanzialmente portato avanti anche in collaborazione, soprattutto in collaborazione con Telefriuli, e poi anche un gioco dedicato al frico, che è abbastanza interessante, che appunto si rifà al videogioco Pac-Man, che ha animato le nostre infanzie, ma comunque adesso animerà magari anche le infanzie dei nostri bambini che verranno insomma a far visita di Friuli Doc. Quindi us invidin ducius radut fameis e soradut i frus. Vigneta vio di l'Arlef, l'Enga Furlana, e in placia chi propit Libertad, ma soprattutto in Corte Morpurgo. Presidente, c'è qualcosa che a noi è molto caro, quella bandiera. Sì, a nos accompagna la bandiera dal Friuli ormai di qualche secolo, difatti insomma dal 1334 a far parte insomma della cultura e dall'identità furlana. In realtà il simbolo dell'Aquila è stato adottato in Chiemò prima, quindi 150 anni prima, ma dicono che a Chiappa in Chiemò il cuore di Duccio e soprattutto a Nosten Ducciadun. E quindi insomma l'Ucchiatin non nome per la fiesta della patria del Friuli, ma anche per tutte le manifestazioni come Friuli Doc. Grazie Presidente. Grazie a Watris e grazie soprattutto a Telefriuli. Grazie Presidente Cisilino. È salito sul palco il sindaco Ziberno.